sono Andrea Battistoni, sono nato il 2 luglio 1987 a Verona e sono un direttore d'orchestra, o per meglio dire un musicista. Forse la cosa che fa più curiosità del mio caso è che ci sia un direttore italiano in un periodo in cui in Italia in realtà i giovani fanno fatica ad avere una voce, fanno una certa fatica ad emergere, e questa iniezione di sangue giovane in tutti gli ambiti, ma in special modo nell'ambito culturale e della musica colta, sembra essere un po' più lento. Musica per vecchi è uno dei primi tentativi concreti da parte mia di cercare di avvicinare un pubblico solitamente distante dal melodramma, dalla musica sinfonica, attraverso i QR code, attraverso un manuale scritto per invogliare, non per fare lezione. Ho cercato di compiere un primo passo su quella che penso sia la cosa fondamentale, far comprendere ai ragazzi il tesoro che si stanno perdendo, ignorandone tutta la bellezza, ma non certo per colpa loro, perché magari nessuno li ha mai portati a teatro o fatto ascoltare un CD. Io stesso mi diverto ogni tanto da bassista della domenica a suonare in una rock band ancora senza nome, non ci siamo neanche mai esibiti, ma è un po' un'oasi di relax. La musica è prima di tutto divertimento, espressione libera. I veronesi tutti matti, dice un proverbio, e in un certo senso è vero se interpretiamo la parola matti come fantasiosi, aperti, forse umorali, forse lunatici, ma sicuramente mai banali e sempre pronti a trovare una chiave particolare per leggere la vita. Nel Veneto la grande ricchezza viene dal territorio, dal lavoro di chi vive sul territorio, di chi ama il territorio. Penso alle tante aziende, guarda caso alle aziende vinicole, come amano il territorio e fanno fruttare veramente quella che è la ricchezza di questa terra. Viene veramente al mio cuore molta ammirazione. Ogni estate io mi sedevo proprio su queste gradinate, proprio in quel settore, e ascoltavo, scoprivo per la prima volta in un palcoscenico così particolare le magie dell'opera e della musica, e questo sicuramente ha impresso un imprinting vero e proprio sulla mia mente musicale. Il direttore d'orchestra per me è apparso come una figura magica che, pur non suonando nemmeno una nota, è in grado di suonare 200 strumenti diversi. Il debutto che più di tutti mi ha emozionato è stato quello sempre l'anno scorso, nel 2011, qui all'Arena di Verona, quando sono uscito da quella porticina che è l'ingresso alla buca dell'orchestra, e ho visto come in una specie di stadio tutta questa gente che mi circondava. Mi sono reso conto che fino all'anno prima io ero su questi gradini a guardare il direttore d'orchestra che entrava. Devo dire che ho avuto un grande brivido dentro di me. Sono molto fortunato perché l'opera che vorrei dirigere è Turandot all'Arena di Verona, è un sogno da bambino che si è avverato.